Allora, due giornate speciali, l'elezione alla segreteria dell'UDC e la lista in Veneto. Ma sicuramente sì, è un ritorno di valori e di principi che appartengono al nostro DNA, alla storia dell'Unione di Centro, ma soprattutto che sono ancora oggi i fattori principali della vita di ognuno di noi. Bisogna ritornare a una politica in mezzo e tra la gente, e questo è stato il messaggio serio che questa sera noi vogliamo portare avanti, anche costruendo la nostra lista all'interno del centrodestra, chiaramente, per le prossime regionali. Quindi questa lista del centro come si posizionerà rispetto agli alleati, visto la situazione attuale? Ma intanto è una lista che all'interno del centrodestra rappresenterà tutta quell'area di centro importante che oggi manca, dove ci sono valori e principi, con l'attenzione in modo particolare con te, ma la persona al centro. Mettendo al centro la persona significa tutte le politiche che vanno dall'infanzia alla famiglia, ai giovani, agli anziani, alla non autosufficienza, ai disabili, al mondo del lavoro e anche al mondo di tutta l'impresa, cioè ricostruire la rete di relazioni che oggi per molti aspetti è saltata, la condivisione, la relazione. Non ci sono simboli questa sera, però abbiamo visto dei manifesti che parlano di un ritorno allo spirito perlomeno della Democrazia Cristiana. Sì, sicuramente questa sera abbiamo voluto fare un appello, vorrei dire, a chi ci crede, chi ha questo DNA, a chi ci crede a questo tipo di politica. E chiaramente noi lo presenteremo con l'Unione del Centro, allargato anche alle liste civiche e tutto questo mondo, proprio per ridare una presenza all'interno della nostra regione di quelli che sono i nostri principi, i nostri valori, ma in modo particolare del modo di fare politica. Quindi diciamo, come prevede la prossima corsa? Tutti insieme con la Lega e con la lista Zaia, come sarete? Ma sicuramente la prossima corsa ci sarà un centrodestra unito, dove ci sarà Fratelli d'Italia, la Lega, Forza Italia, ci saremo noi, ci saranno altre liste civiche. Non so se ci sarà la lista Zaia, secondo me non ci sarà, però ma non perché io non voglio eccetera, ma la sensazione è che la politica su questo non ci sia, però potrebbe esserci invece il simbolo, il nome di Zaia all'interno della lista Lega.